Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla pillola del Marietto veneziano. Bene, oggi come avete visto dalla mascherina principale parleremo di egregori. Per molti di voi magari che non hanno mai sentito questo termine può sembrare un nome un po' astratto o magari un po' fantasioso, ma le egregore sono sempre esistite e sono praticamente sempre state costruiti etericamente da gruppi misterici, questi gruppi misterici che comandano questo pianeta da millenni. Chiaramente le egregore possono essere anche costruite magari involontariamente da altri gruppi, eh, però generalmente vengono costruite per dominio, per far sì che queste strutture energetiche eteriche possano servire da, si può dire, mazza da baseball per poter imprimere il potere sui più deboli o quelli che non conoscono questa forza, questo trucco, chiamiamolo, definiamolo poi come vogliamo, ma è una cosa che nei secoli non è mai stata, diciamo, divulgata. E come si creano queste egregore e chi le costruisce in linea di massima? In linea di massima le costruiscono i gruppi esoterici tramite dei simboli, tramite dei riti, riti operativi di alta magia e non alta magia. Ad esempio ci sono alcune religioni che ad esempio alla domenica fanno sempre dei culti regolarmente alla stessa ora, con le stesse parole, con gli stessi strumenti e questa forma di perpetuatismo o come si può definire questa forma di continuare a creare questi meccanismi umani creano delle energie, queste energie vanno a alimentare l'egregore. L'egregore poi si nutre anche dell'energia eterica delle persone e quindi questa struttura eterica prende vita e più viene ripetuta e più viene in un certo senso osannata anche inconsapevolmente dagli adepti di queste religioni o di questi, come si suol dire, gruppi anche sportivi, non so, può esserci anche un'egregora di una squadra di calcio, di una squadra di moto, di una squadra di auto. Sapete, quando ogni weekend si riuniscono più di 100.000 persone per osannare un giocatore, ecco, si crea un'egregora che poi chi sa usarle ne trae beneficio e potere. Quindi le egregore ci sono, nei millenni sono sempre state usate dagli enti misterici, dai gruppi misterici esoterici nascosti e che hanno usato queste egregore per dominare la popolazione e anche in alcuni casi per guidarla in meglio. Non sempre tutte le egregore sono state usate per un dominio o negativo. Certamente in Oriente alcune culture esoteriche e religiose hanno creato le egregore per sodomizzare e schiavizzare con le caste la popolazione. All'Occidente queste egregore per la maggior parte anche sono state usate per questi scopi, ma poi con l'evoluzione, con diciamo l'espansione anche della magia, della possibilità che più persone potessero attingere a queste conoscenze, ha fatto in modo che anche altri gruppi esoterici hanno cercato di contrastare questo potere nascosto e hanno usato le loro egregore per fare evolvere la popolazione mondiale a livello sia materiale che spirituale. Quindi non tutte le egregore sono negative, certamente molte egregore invece sono negative. Alcune egregore negative possono essere magari dentro la politica, infatti molte persone che sanno che esiste questa egregore però vengono sistematicamente calamitate, anche se sanno che stando dentro alcuni settori della politica ci si fa la bua a livello esoterico. Quindi è sempre meglio sempre essere indipendenti, essere liberi. Io vi ho già spiegato in alcune pillole come crearsi un ovetto luminoso, dorato e anche un cerchio di fuoco e anche mettere nei simboli sacri nel nostro corpo eterico per protezione. Quindi se non l'avete ancora fatto andate a rivedervi queste pillole che sono molto interessanti. Quindi dalle egregore si può scappare, sì si può scappare, ma bisogna creare dei muri tramite i vari circuiti che ho seminato nelle varie pillole.
Esistono, sì, chi le costruisce sono gruppi esoterici che stanno nascosti e che mettono davanti questi gruppi di religiosi, di politici, di squadre di calcio e via dicendo. Generalmente fanno la bua, schiavizzano i corpi eterici e di conseguenza di riflesso le persone. Ce ne sono tante, parecchie, e a un certo punto diventano così forti queste egregori che diventano quasi eh, animate, hanno una loro quasi coscienza, certamente non come quella umana, ma si avvicina molto e sono molto potenti. Molte sette segrete profonde le usano per ottenere il potere, per costruire immani poteri. Certamente sono sette di magri negromanti, magri neri, che chiaramente poi quando lasceranno questo piano materiale andranno nel basso astrale. Nel libro Il mago frabato di Franz Bardon viene descritta bene in un modo romanzato questa egregora e cosa possono fare. Certamente Franz Bardon lo scriveva in modo romanzato per far passare il messaggio. Quindi per chi non ha mai letto questo libro del mago frabato le consiglio di andarlo a leggere, lo si può comprare nelle migliori librerie online tipo Il Giardino del Libro o Macro Librarsi. Bene cari amici, anche per oggi vi ho dato una piccola pillola, vi ho spiegato in grandi linee cosa è un'egregora, sono tante, sono potenti, le costruite voi inconsapevolmente e le nutrite voi. Quindi vi consiglio, per poter creare degli scudi, delle piccole difese, di andarvi a leggere, cioè scusate, più che leggere, a vedere le pillole che ho già inoltrato nel tubo. A questo punto non mi resta che salutarvi e di ringraziarvi di avermi seguito fino a qui. Vi chiedo, se non vi siete già iscritti al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, di iscrivervi, che ci fa sempre piacere. Se volete fare delle domande mettetele qui sotto in descrizione, sotto la descrizione mettete delle domande, e così che io possa anche rispondervi. Oppure contattateci anche nei gruppi Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Qui sotto in descrizione ci sono i link per poterci raggiungere sui gruppi Facebook. Grazie cari amici e arrivederci alla prossima. Ciao.